Idonei a ricevere la borsa di studio, ma non beneficiari perché non ci sono i soldi. Dei 4.947 studenti universitari italiani in questa situazione, il 65% si trova in Veneto, tra gli atenei di Padova, Venezia e Verona. Lo ha messo nero su bianco la ministra dell'istruzione Bernini, che in Consiglio dei Ministri ha fatto votare la norma che stanzia 17 milioni di euro per pagare le borse di studio agli studenti vincitori, cui le regioni devono ancora saldarle. La ministra ha detto che gli idonei non beneficiari in Veneto sono 3.247, la cifra più alta in Italia, dice la consigliera regionale Elena Stanel del Veneto che vogliamo. È una responsabilità di chi guida la regione da varie legislature e che non ha stanziato quanto avrebbe dovuto per il diritto allo studio. A questa accusa risponde la diretta interessata, l'assessora all'istruzione Elena Donazzan. È grazie alle istanze presentate dalla regione se il governo ha stanziato ulteriori risorse per assicurare la copertura delle borse di studio a studenti che diversamente non ne avrebbero potuto beneficiare pur avendone diritto. Il Veneto ha i numeri più alti perché è una regione attrattiva per gli studenti che qui trovano un buon contesto con adeguate misure di accompagnamento. Sulla questione interviene anche Vanessa Camani. Altro che autonomia, dice la presidente del gruppo regionale del Partito Democratico. Capire come saranno finanziate le borse di studio in futuro è un tema. E poi parlano gli studenti. Zaia, Donazzan e il governo si devono vergognare, dice Domenico Amico, coordinatore padovano dell'Unione degli Universitari. Non hanno dato risposte sulle borse di studio per un anno e chissà quanti studenti hanno dovuto rinunciare agli studi o cambiare ateneo per continuare a studiare. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 27 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la polemica sulle borse di studio. È in Veneto il 65% degli studenti universitari idonei, ma senza borsa di studio. Ne avrebbero diritto, ma non l'hanno ancora ricevuta e siamo a fine anno accademico, perché la Regione e lo Stato non hanno stanziato fondi sufficienti. In tutta Italia sono 4.947 gli studenti in questa situazione, di cui 3.247 solo nella nostra regione. L'opposizione in Consiglio regionale punta il dito contro la giunta Zaia, dice è colpa della Regione che negli anni non ha investito. L'assessora regionale Elena Donazzan all'istruzione, come abbiamo visto, risponde all'accusa. Ma non è finita qui, perché proprio oggi a Venezia gli studenti universitari torneranno in piazza contro il caro affitti. La notizia sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi in un articolo di Maria Duccoli. 4 anni dopo la manifestazione degli studenti di Udu del Veneto a Rialto dallo slogan Abbiamo l'acqua alla gola, questa mattina alle 8.30 gli studenti ritorneranno per protestare contro l'emergenza abitativa e il caro studi. Non più con l'acqua alla gola ma direttamente annegati, ironizza Marco Dario dell'Unione degli Universitari di Venezia, che poi spiega il costo medio della vita universitaria all'anno è di circa 12.000 euro. Lo scorso maggio abbiamo protestato per il caro affitti, ma dal governo sono arrivate solo promesse. Ci sentiamo presi in giro, soprattutto dalla regione a cui, vista anche l'assenza di Zaia e il silenzio di Donazzan, non interessano le esigenze degli studenti. Questo per quanto riguarda la protesta e i problemi degli studenti universitari. Da un lato le borse di studio che non vengono erogate o arrivano con un ritardo inaccettabile di un intero anno, dall'altra l'emergenza legata al caro affitti. Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Ci spostiamo a Belluno. Bob, la provincia cambia idea per le Olimpiadi, si usi la pista di Innsbruck. La notizia sulle pagine del Gazzettino. Il centrodestra è uscito dall'aula durante la votazione, il presidente della provincia di Belluno Padrin si è invece astenuto, ma insomma passa la linea del no alla pista da bob a Cortina e con la proposta di valutare di realizzare la pista da bob a Innsbruck. Si dichiara sconcertato il sindaco di Cortina. La notizia anche sulle pagine del Corriere del Veneto. Bob, Belluno vota Innsbruck, la pista olimpica si faccia la
La provincia chiede una verifica urgente, c'è il caso delle garanzie per la gestione, i costi insomma del progetto che sono lievitati, i lavori per la pista da bob a Cortina da realizzare per le Olimpiadi 2026 non sono ancora stati assegnati, la gara d'appalto è andata deserta, la successiva trattativa diretta con i privati non ha finora prodotto un esito positivo, l'opera, ricorda il Corriere del Veneto, vale nel complesso 124 milioni di euro, ma non ha trovato l'interesse dei due big delle costruzioni interpellati, Pizzarotti e Webuild. I tempi ormai strettissimi, i costi di realizzazione scoraggiano le imprese. Simico, la società emanazione del ministero che cura l'appalto, continua le trattative, in tempi molto stretti dovrà trovare un accordo o annunciare ufficialmente che non si è trovato il costruttore, ma appunto nel frattempo la notizia di oggi è che la provincia di Belluno ha votato la richiesta di valutare di realizzare la pista da bob a Innsbruck, proprio come propongono da tempo comitati, associazioni di cittadini e realtà ambientaliste non solo del bellunese ma di tutto il Veneto. Voltiamo pagina di nuovo sul Gazzettino e di nuovo per parlare di contaminazione da PFAS. Sale il rischio di infarto a Padova. Uno studio coordinato dal professor Foresta dimostra che la presenza di PFAS nel sangue aumenta i livelli di colesterolo, il caso miteni e i pericoli, le sostanze restano fino a 10 anni nell'organismo. La notizia anche sul Corriere del Veneto, anzi sui quotidiani del gruppo Gedi, legame tra PFAS e colesterolo, più infarti nelle zone inquinate, dimostrata quindi una correlazione con l'aumento del rischio di infarto. Ma voltiamo pagina, ancora un'altra notizia flash dalle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. K della Robinia, ci fu corruzione, 4 anni al dirigente della regione Modolo. La sentenza di primo grado avvalla l'accusa sulla presunta mazzetta da circa 60.000 euro dietro al progetto finanziato dall'ente. Il Corriere del Veneto titola in modo analogo: finta coop, birreria e mazzette, K della Robinia, 3 condanne. Treviso, corruzione con fondi regionali, la pena più pesante all'ex dirigente regionale Modolo. Ma vediamo la vicenda. L'ex discoteca Disco Palace di Nervesa della Battaglia nel Trevigiano doveva trasformarsi in un laboratorio di produzione casearia e un complesso di persone svantaggiate solo sulla carta, però, perché il progetto venne elaborato per ottenere illecitamente fondi regionali. La vicenda è diventata un'inchiesta per corruzione. Ieri la sentenza di primo grado con 3 condanne. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 3 notizie flash. Siamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Il futuro della sanità in regione, si parla di università, specialità mediche in crisi, più posti negli atenei veneti, ma resta l'incognita iscritti. A Padova sono stati finanziati 754 posti statali, c'è l'exploit di anestesia e rianimazione, il problema appunto è se ci saranno iscritti. Corriere del Veneto, Belluno, 60 anni dalla tragedia del Vajont, arriva Mattarella. Marco Paolini ripropone il suo spettacolo al Piccolo di Milano, collegati altri 136 teatri, tra cui Belluno. Il presidente Sergio Mattarella varcherà i cancelli del cimitero di Fortogna alle 11 del 9 ottobre, ad attenderlo superstiti, familiari delle vittime e 487 bambini a rappresentare le vittime fino a 15 anni. Questo il ricordo della tragedia della strage del Vajont. E poi l'ultima notizia, sempre dalla montagna: rifugio Locatelli a gestione italiana, l'ira dei sud tirolesi. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi. Il CAI di Padova ha assegnato la struttura nella zona delle Tre Cime a un ristoratore di Auronzo. Il leader del Sud Tirolai Freiheit dichiara: un danno per noi, deve rimanere in mani altoatesine. Il club alpino ribatte, il cambio è avvenuto dopo una gara, hanno partecipato in 4, dagli altri 3 le offerte sono state inferiori. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.